cantiamo e suoniamo così, noi portiamo allegrizia e una ballo che pizza. E mo cantiamo e suoniamo su canto, che sono lo nostro soltanto. Quando chi canto e chi sono contenti, voler ralligenti di tutta la terra, mo. Quando chi canto e chi sono contenti, voler ralligenti di tutta la terra, mo. Cantiamo e suoniamo e balliamo per tutte le mani. Quando chi canto e chi sono contenti, voler ralligenti di tutta la terra, mo. Cantiamo e suoniamo. Anche oggi un viaggio alla riscoperta delle varie sfaccettature, delle varie contaminazioni musicali della nostra musica mediterranea, la musica etno-pop o etno-folk. Oggi conosceremo un altro gruppo giovanissimo che, nonostante appunto il breve percorso dall'inizio, dagli esordi appunto, ha già conquistato molto il pubblico calabrese, non soltanto, anche in giro per l'Italia. Stiamo parlando dei Taranta Ionica, quindi insieme a me a conoscerli qui su Cantiamo e Suoniamo. Quindi siamo insieme a Elsa Sgro, ballerina dei Taranta Ionica, ma non soltanto, perché ti occupi anche di tanti aspetti che sembrano secondari ma sono veramente molto importanti anche quelli. Quindi ti occupi anche del marketing, dei social, quindi la pagina Facebook dei Taranta Ionica, del sito che è www.tarantaionica.weebly.com. Sì? Quindi lo ricordiamo. Assolutamente. Sì, curo anche la pagina Facebook. Il gruppo come è nato? Diciamo che i Taranta Ionica sono nati con la volontà di rivisitare la musica popolare calabrese, sì, dando la giusta armonia, quindi creando il giusto equilibrio tra le sonorità, diciamo, moderne e più tradizionali, quindi della tradizione calabrese. E cosa dire? Diciamo, il gruppo si consolida nel 2012. Quindi iniziamo l'attività concertistica, però è nel 2014 che esce il nostro primo album, sì, quindi In Testa Vita. Che Testa Vita, esatto, sì, che è esattamente questo che vedete tra le mie mani, prodotto dalla Dialettica e distribuito dalla Elka Sound, quindi sempre in collaborazione con Natale Centofanti. È un disco, questo è un album che è uscito più o meno da un annetto a questa parte, proprio a giugno dell'anno scorso. Luglio 2014. Luglio 2014. Testa Vita, che è anche un omaggio un po' a un poeta calabrese, quindi avete rivisitato anche un po' il testo poetico, avete unito musica e poesia, in questa poesia che racconta un po' della vita, ma non soltanto, quindi anche... Sì, dell'amore, della fortuna, quindi è un po', diciamo, la storia di tutti noi, quindi certo, quello che, diciamo, accade nella vita, quindi le basi essenziali, quindi ci vuole sia, diciamo, un pizzico di fortuna, che comunque influenza le diverse... L'impegno, sì, perdonami, sì, certo. Ma perché c'è una frase poi tra l'altro che rappresenta molto questo, che dice: l'urano chi non simili non esce. Che vuol dire ciò che non semini non può mai venire fuori, quindi certo, ci vuole tanto sacrificio e tanto impegno. Sì, è un po' quella che ci rappresenta, quindi l'impegno è il brano proprio in cui vi risentite un po' tutti. Sì. Diciamo. E tu, oltre a ballare, organizzi insomma anche incontri, ti occupi di public relation e non soltanto, anche dell'aspetto scenografico dello spettacolo, quindi coreografie, scenografie anche all'interno dello spettacolo, sul palco. Sì, sul palco e non solo, in pratica invito anche la gente, cioè il mio ruolo è anche quello di invitare comunque la gente a ballare. Ricordi che noi giorni per la via, a mezzo a tanti, da rimasti proprio a mia, e uno sguardo e subito pensai, oi bellezza, che femmina che vai, tu sei la gioia, la stridicea da via, tu dimmi che mi vuoi, e il cuore si arrecria, quando l'amore bene di lucori, è come una minestra senza sale, quando l'amore bene è come una minestra senza sale.
bello vivere si fa, è contento il marito, la moglie sotto sta, hanno letto delle ziti, bello vivere si fa, mi passasti così duci, e stanotte resto qua, mi passasti così duci, e stanotte resto qua, tu sei la gioia, la sti dice la mia, tu dimmi che mi vuoi, e il cuore si ricria, quando l'amore è bene di Lucari, è come una minestra senza sali, quando l'amore viene di Lucari, è come una minestra senza sali. E mamma te ne fici, nuletti rosi, mu t'addormenti tu, mu ti riposi, e mamma te ne fici, nulettamente, ben mu ti curcattia, mu t'addormenta, ben mu ti curcattia, mu t'addormenta, tu sei la gioia, la sti dice la mia, tu dimmi che mi vuoi, e il cuore si ricria, quando l'amore è bene di Lucari, è come una minestra senza sali, quando l'amore è bene di Lucari, è come una minestra senza sali. E picciri la mia, di chi maturi, i rosi profumati, i cicchi asciuri, i rosi non sono fatti e tu li tieni, che culla dura tua, a mia mantieni, che culla dura tua, a mia mantieni. Tu sei la gioia, la sti dice la mia, tu dimmi che mi vuoi, e il cuore si ricria, quando l'amore è bene di Lucari, è come una minestra senza sali, quando l'amore viene di Lucari, è come una minestra senza sali. Tu sei la gioia, la sti dice la mia, tu dimmi che mi vuoi, e il cuore si ricria, quando l'amore è bene di Lucari, è come una minestra senza sali, quando l'amore è bene di Lucari, è come una minestra senza sali. Sono in compagnia adesso invece di Tino Francesco, che è il bassista del gruppo, ma anche seconda voce, immagino. Canticchi anche tu? O qualche coro, sì. Qualche coro sì. Nel nuovo CD. Parlavamo prima con Alberto di una delle caratteristiche del vostro gruppo, è quella di avere anche delle influenze un po' celtiche. Sì. Quindi abbracciate anche una cultura che non dico che non sposa, anzi, perché comunque la cultura celtica, che io tra virgolette adoro, abbraccia molto i violini, fisarmoniche, flauti, insomma fiati, molto, però diciamo che non è rara vederla fusa insieme alla musica popolare. Sì, sicuramente, diciamo... Che è rara, scusami, volevo dire. Assolutamente sì, nel senso, la nostra intenzione è quella di sposare anche le musiche popolari che vengono da tutto il mondo, nel senso sì, anche da latitudini che non sono le nostre sicuramente, ma che comunque si sposano e possono trovare dei punti di incontro con quella che è la nostra musica popolare. Nel senso, anche nel primo CD, ma anche nel secondo, che uscirà a breve, ci sono parti di violino che richiamano melodie celtiche, sì, anche melodie del Mediterraneo in generale, nel senso...
non tanto nell'utilizzo degli strumenti, perché gli strumenti comunque sono i nostri, eccetto il violino e la viola che escono un po' fuori rispetto, certo, diciamo. Però nel senso, quanto nelle melodie e nelle strutture musicali, nel senso anche nei tempi, non utilizziamo il classico 12 ottavi che è il tempo tipico della tarantella, ma in molti brani utilizziamo il 4 quarti oppure altri tempi che non sono standard. Beh, quella è un genere, po' la firma dei Tarantaionica. Sì, assolutamente, a questo punto, sì, altrimenti sì. sarebbe semplicemente un genere di musica popolare. Sì, ma non è assolutamente, così. assolutamente. Quindi Sì. questa è l'essenza anche dei Tarantaionica. Nuovo album che sta arrivando, al quale state lavorando, che tra breve uscirà, Sì. diciamo, da un anno dopo al primo, album, sì, che sì. si intitola In testa vita. Il nuovo album si intitola Su Calabrese in davanti, il sottotitolo è Di raggi ad amori e vino. Sì, assolutamente. Che comunque racchiude un po' anche sempre la nostra Sì, cultura, che assolutamente. vive di passioni forti, e poi il buon vino calabrese Non che manca ci accompagna mai, assolutamente. nella vita, no? Che fa buon sangue, Sì, sì. si dice. Sempre con moderazione però, attenzione, lo diciamo soprattutto ai giovani. Poi tra l'altro tu sei giovanissimo, 18 anni. Appena maggiorenne. Appena 18 anni, maggiorenne. Sì. E tu ti sei approcciato sin da subito a questo genere o hai avuto un'evoluzione che ti ha portato a dedicarti a No, questo? in realtà io sono nato chitarrista, nel senso, poi mi è stato proposto di entrare in questo gruppo e ho iniziato a suonare il basso. In realtà lo suonavo già da prima, però perché l'ho dovuto suonare in altre occasioni, però mai come membro fisso, come bassista. Poi mi si è stata proposta questa opportunità e mi si è aperto questo mondo, adesso il basso è il mio strumento, la chitarra E ormai l'ho ti sei l'ho affezionato a dimenticata. quello. Questa vita si ingaglia, qua lasciata non si piglia, qua l'amprano la tovaglia, per mo mangi la famiglia. Una che nasce, menina mescia, l'uomo non va, se non patisce. Caso per sbagli, da rubetti in gialli imbrogli e da mezzo tanti maggi, tu non riesci ti ricordi. Ora che non si menina nasce, l'uomo non para se non patisce. Fortuna ti grattugia e ci mentono sto paglio, sarò il culo della cuccia, trova l'azzo non mudaggio. Ora che nasci, menino nasce, l'uomo non pa, se non patisce.
una che ha fortuna di una piccia, faccio una ciurra una notina simile non esce, una roba se non patisce. Insieme adesso invece alla voce del gruppo, anche a una delle chitarre del gruppo, Alberto Aiello. Ben trovato da Dissonanze e ben trovato grazie mille. E, dunque tu sei il cantante nonché compositore anche, immagino, del gruppo. Raccontaci un po' cosa vuol dire rappresentare Taranta Ionica, che comunque sono una giovane realtà ma anche già diciamo ben impiantata nel territorio, insomma, con dei risultati direi ottimi. Rappresentare il gruppo per me è soprattutto un onore, perché siamo amici, quindi diciamo sono il frontman, sì, però cerco di, come posso dirti, di non spiccare sì, anche perché sarebbe, infatti siamo una squadra, quindi ognuno ci mette il suo e non mi sembra il caso di essere... Beh certo, però tante volte magari ti trovi in prima linea a dover portare i messaggi del gruppo come cantandoli, ovviamente accompagnato ovviamente dalla fondamentale musica, comunque mandi i messaggi che nei testi volete racchiudere. Tra l'altro prima parlavamo con Enzo anche del fatto che vi siete ispirati a dei poeti calabresi, in particolare a Curcio. Alla Curcio, che è appunto un poeta delle mie zone, veniva molto spesso a Montauro, al mio paese, a trascorrere le vacanze estive, quindi ci siamo un po'... Questo secondo me... un omaggio a quello che ha fatto. Questo secondo me è proprio il valore aggiunto di questo genere musicale, che a differenza degli altri generi tante volte portano messaggi normali. Noi invece con l'etnopop, con l'etnofolk comunque abbiamo la possibilità, e soprattutto voi siete poi la parte che crea tutto ciò, di portare messaggi legati molto al nostro territorio, portare avanti anche degli artisti, dei poeti, insomma, di vario genere avanti anche attraverso la musica. Minimo, anche perché appunto diciamo lo scopo di questa musica è rivolutare quello che è il passato, sì il presente, ma il passato è sempre importante. Ricordi quando eravamo zitti, la mangiavamo circolati, e mo che siamo sposati, cace pugni e bastonati, e mo che siamo sposati, cace pugni e bastonati. Alla casa che non si para,
Ieri mi portarono a cadanzare. Ai carricatino di ferrecatini. Su Peppino Costata, nato a Chiaravalle il 28/3/1930, per gli amici Peppino Costata. Mi sono dedicato, diciamo, a suonare la chitarra battente da quando ero ragazzino, perché mio padre la suonava e io continuai appresso a lui a suonarla. Suono il fischiotto di corno di bue, che è questo qui, fisciotta e tutti i razzi suono tutti. Suono la pepita, ho fatto sempre la novena di Natale, per 40 anni che sto facendo la novena di Natale, ho fatto 30 anni il carabinieri, mi sono congedato e ho voluto dedicarmi alla mia terra, io ho un piccolo poderino e la mattina me ne vado lì. Quando mi sento faccio qualche cosa, quando no piglio un frisciuetto e mi alzo una sonata. Io insegnai il zampogno quando era a 15 anni e gimmo suonando tutti i paesi, tutti, fino a Roma, a Cosenza, a Cuccione, a Sicilia, tutti i viali. E girammo tutti i paesi. E quindi io mi sono deciso che si chiama famiglia. Quando io a Roma suonavamo, mi portarono al Vaticano e tanto ne regalarono 5.000 lire, ma tanto erano soldi. E poi girammo tutta la città, Papa non è stato, ma e ognuno cogliamo un bel sordi, tutti i minuti, però a sera ne cogliamo con una zainetta di soldi. E allora, piano piano, io un bel sordi e avevamo i stili piccoli, figlioli, e grazie a Dio che sono tieni, che girare, che si famiglia. Tu sei la gioia, la stridicella mia, tu dimmi che mi vuoi e il cuore si arricchia, quando l'amore in bene di Lucari è come una minestra senza sale, quando l'amore in bene è come una minestra senza sali. Al letto delle ziti, bello vivere si fa, è contento il marito, la moglie sotto sta, al letto delle ziti, bello vivere si fa, mi passasti così duci e stanotte resto qua, mi passasti così duci e stanotte resto qua. Tu sei la gioia, la stridicella mia, tu dimmi che mi vuoi e il cuore si arricchia, quando l'amore in bene di Lucari è come una minestra senza sali, quando l'amore in bene di Lucari è come una minestra senza sali. E mamma te ne fici, nuletti rosi, muta addormenti tu, muti riposi, e mamma te ne fici, nulettamente, ben muti curcattia, muta addormenta, ben muti curcattia, muta addormenta. Tu sei la gioia, la stridicella mia, tu dimmi che mi vuoi, e il cuore si arricchia, quando l'amore in bene
senza sali. E picciri la mia, di chi maturi, i rosi profumati, i cicchi asciuri, i rosi non suffatti, e tu li tieni, che culla dura tua, a mia mantieni, che culla dura tua, a mia mantieni. Tu sei la gioia, la stilice la mia, tu dimmi che mi vuoi, e il cuore si ricria, quando l'amore non bene di lucari, è come una minestra senza sali, quando l'amore viene di lucari, è come una minestra senza sali. Tu sei la gioia, la stilice la mia, tu dimmi che mi vuoi, e il cuore si ricria, quando l'amore non bene di lucari, è come una minestra senza sali, quando l'amore non bene